noi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock, riflettori puntati sul mondo della scuola, più o meno a 2 settimane dal ritorno sui banchi. Ne abbiamo ampiamente parlato, si è detto di questo ritorno alla normalità, tanto atteso, tanto auspicato. Superiamo alcuni ostacoli a fronte però di nuovi problemi che avanzano. Ne parleremo nel corso della puntata di questa sera di Elettroshock. Vado subito a presentarvi l'ospite che abbiamo portato qui davanti alla lavagna, Paolo Denardo, che è presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Presidi e in questo momento dirigente scolastico del Liceo Scientifico Copernico di Udine. Grazie per essere con noi, buonasera intanto. Buonasera. Allora, abbiamo detto ritorno alla normalità, direi di partire proprio da qui. Dopo le prime campanelle suonate in alcuni istituti già la scorsa settimana, oggi ritorna ufficialmente sui banchi la maggior parte degli studenti del Friuli Venezia Giulia. Senza mascherine né ingressi scaglionati, le aule tornano quelle di un tempo, quando non conoscevamo il Covid, con la libertà, soprattutto per i più piccoli, di riabbracciare i propri insegnanti. Ci voleva perché lo aspettavamo tutti, un rientro soprattutto nella socialità, nelle nuove relazioni, nuovi momenti anche per stare insieme con i compagni e finalmente ritornare pian pianino a quella che è la normalità che ci auspichiamo tutti. Sorriso in evidenza, il compagno di banco a fianco, la ricreazione senza limiti a riassaporare la normalità sono gli alunni ma anche i genitori e nonni dopo 2 anni di pandemia. La speranza che i ragazzi possano fare una scuola come hanno sempre fatto, come abbiamo fatto noi, potendosi guardare in faccia e vivendo la normalità. Una sensazione condivisa da bambini, ragazzi, genitori e nonni in questo inizio di anno scolastico. Sì, è stata una bella ripresa, finalmente ci possiamo guardare in faccia senza mascherine, quindi per tutti è stato un bel ritorno a scuola. Ho chiesto in ogni caso alle ragazze e ai ragazzi estrema prudenza in questo momento perché comunque l'emergenza è terminata a livello normativo, però siamo ancora nella fase in cui il Covid colpisce, infatti ci sono già i primi casi in questi primi giorni e quindi bisogna comunque mantenere delle regole di prudenza. Però insomma è un ritorno veramente alla quasi normalità. Il Covid torna tra i banchi di scuola. In diversi istituti scolastici superiori di Udine si segnalano casi sia tra gli studenti che tra il personale docente e amministrativo. In particolare al Copernico, come ci riferisce lo stesso dirigente scolastico Paolo Denardo, i ragazzi contagiati sono una decina, mentre 5 sono i casi tra insegnanti e personale ATA. Questa situazione, spiega il dirigente, implica problematiche sia per le supplenze che per le classi in cui gli studenti devono mettersi in autosorveglianza per una decina di giorni. All'inizio dell'anno scolastico si amplificano i problemi che stiamo affrontando, aggiunge Denardo, come la carenza di personale e la copertura di una percentuale generale variabile tra il 5 e il 10% di posti vacanti. Per quanto riguarda gli altri istituti superiori della città, si segnalano un paio di casi tra gli allievi dello Stellini e 3 tra quelli dello Stringer, dove sono stati contagiati anche 2 docenti e 2 amministrativi. La situazione al momento è sotto controllo, spiega la dirigente Monica Napoli. Finalmente stiamo ripartendo, aggiunge, e la mascherina diventa una scelta personale. E c'è un aspetto, insomma, che ci mancava tanto, quello dei sorrisi dei bambini, dei ragazzi che ritrovano compagni, che ritrovano insegnanti e addirittura in alcuni casi per la prima volta gli insegnanti riescono a vedere finalmente in volto i loro studenti, una cosa veramente particolare. Sì, questa non è una cosa da poco, anche proprio per quanto riguarda le relazioni. Non possiamo nasconderci che gli anni che abbiamo alle spalle hanno lasciato degli strascichi anche sul vissuto dei ragazzi e delle ragazze e noi li tocchiamo con mano. Il fatto di poterci comunicare anche attraverso gesti, parole, sguardi, sorrisi che prima non si potevano vedere, ma si potevano soltanto intuire, è sicuramente un aiuto anche su questa tematica delle problematiche che i ragazzi hanno sviluppato in questi anni. E c'è qualcuno che ha già detto a fronte insomma, di queste prime 2 settimane che ha sottolineato il grande spirito di adattamento proprio dei ragazzi e anche dei bambini. Qualcuno ha detto ci sono buone speranze di recuperare, non dico tutto, però gran parte di quello che pensavamo di aver perso definitivamente. Anche lei ha questa sensazione? Qual è la sua percezione? Assolutamente sì, su questo come su altri temi di cui immagino parleremo più avanti, ritengo che i ragazzi abbiano delle risorse incredibili e abbiano una maturità
inimmaginabile sotto alcuni aspetti e quindi sono in grado di affrontare situazioni difficili come quelle che abbiamo alle spalle, come quelle che abbiamo anche di fronte, con maturità, con competenza, con voglia di trovare delle soluzioni. E questo appunto lo sottolineano anche gli stessi insegnanti. Dicevamo, per un problema superato o comunque diventato gestibile ci sono nuove emergenze da affrontare. Siamo tutti alle prese con questo caro energia che pesa sulle famiglie, pesa sulle imprese, pesa naturalmente anche sulla pubblica amministrazione e sulle scuole. Proprio ieri c'è stato in Consiglio regionale in commissione un'audizione su questo tema. Ogni istituto potrà decidere in autonomia purché nel rispetto dei perimetri del calendario regionale. Il caro bollette pesa anche sul mondo della scuola e ci sono alcune ipotesi che prevedono la possibilità di ridurre i giorni di apertura degli istituti con la chiusura al sabato, una scelta che l'assessore Alessia Rosolén, durante i lavori della sesta commissione del Consiglio regionale, ha spiegato deve tener conto delle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro delle famiglie. Durante l'aula, i commissari degli enti di decentramento hanno spiegato che i bilanci saranno chiusi grazie ai fondi stanziati dalla Regione a luglio. A Udine, con 65 edifici a carico, la spesa prevista per elettricità e riscaldamento è passata da 10,6 milioni a 11 milioni e le previsioni per il 2023 la proiettano a 16 milioni di euro. Previsioni che a Pordenone porta la spesa da 3 a 6 milioni e con situazioni simili anche a Gorizia e Trieste. Quanto al piano triennale di investimenti per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici, l'EDR di Udine ha avviato lavori per circa 80 milioni di euro, 40 milioni di euro sono in programma a Pordenone, 35 milioni riguardano investimenti ad opera delle DR di Trieste e quasi altrettanti a Gorizia. Abbiamo visto quanto si spende per le bollette, per esempio negli istituti superiori della provincia di Udine, circa 11 milioni, ma già per il 2023 si parla di 16 milioni. La Regione si è detta disponibile a mettere la differenza, insomma a coprire queste maggiori spese per il riscaldamento, però insomma ci si interroga anche all'interno degli istituti su che cosa fare per risparmiare laddove è possibile. Che cosa succederà durante l'inverno? Allora, succederà che dovremo adottare delle misure di contenimento dell'energia e questa è una responsabilità che abbiamo sia come dipendenti pubblici sia come singoli cittadini. Quindi una delle misure che assolutamente sarà adottata è quella dell'abbassamento della temperatura media a 19 gradi e questa è una informazione che è importante che tutti abbiano perché coinvolgerà ovviamente i ragazzi, le ragazze, le famiglie e tutto il personale della scuola e questa è una prima misura. Altre misure saranno studiate scuola per scuola. Abbiamo avuto un incontro circa una settimana fa con l'ente di decentramento regionale della provincia di Udine, il quale ha preannunciato una serie di sopralluoghi in ogni scuola dove verranno adottate delle misure ad hoc a seconda delle caratteristiche dell'edificio e anche della collocazione dell'edificio, perché le misure devono essere diversificate e personalizzate. Non possiamo pensare che le stesse misure che si adottano in una località vicino al mare possano essere le stesse che si adottano in una località di montagna. Certo, sicuramente l'altitudine conta, poi immaginiamo anche qual è l'infrastruttura, qual è la scuola, le condizioni dell'edificio scolastico, perché anche qui le situazioni variano e di molto da istituto a istituto. Esatto, quindi oltre a delle misure immediate come quelle che adotteremo nei prossimi mesi, ci saranno delle misure strutturali che andranno pensate e adottate per il prossimo futuro, perché il tema del risparmio energetico non è soltanto legato alla questione dei consumi, che in questo momento è l'emergenza, ma anche ad una questione ambientale sulla quale tra l'altro i nostri ragazzi e ragazze sono particolarmente sensibili. Ecco, allora quali possono essere lì gli accorgimenti all'interno degli istituti, su cosa si sta ragionando, quali le ipotesi sulle quali si è discusso? Ma faccio un esempio concreto che riguarda la scuola che dirigo, nella quale abbiamo tutta una serie di classi che al sabato non sono presenti a scuola. Allora in questo caso l'idea è quella di concentrare le classi che invece sono presenti in un'unica ala dell'edificio per poter compartimentare il riscaldamento in particolare e quindi chiuderlo nelle zone che non vengono utilizzate. Questa può essere una misura concreta che appunto è adatta all'istituto che dirigo. Altre misure dovranno
dovranno essere legate alla reazione dei locali, che dovrà essere garantita perché appunto c'è l'emergenza Covid di cui parlavamo prima, ma dovrà essere limitata a 5 minuti per ogni ora, in maniera tale da garantire al contempo il ricambio d'aria ma anche un minimo di dispersione di energia. Non si potrà tenere più di 19 gradi in classe, tra un po' arriverà davvero il freddo. Come proteggere i bambini in aula? Maglioncino in più sotto il grembiule, credo che non moriranno di freddo, spero che non me li facciano morire di freddo. Quindi si torna un po' all'antica? Ma sì, perché no, insomma, magari anche a casa, abituati a tenere alto, sarà di sicuro noi terremo più basso. Maglioni di lana assolutamente, termoregolatrice e quindi via. Maglioni e ce la faranno come ce la facciamo noi a lavorare. Ne avete già parlato con loro? Noi già l'anno scorso, perché in classe tenevano le finestre aperte, abbiamo iniziato a creare questo corredo, diciamo, per andare a scuola e difenderci dal freddo. Ma se questo assolutamente aiuta, sì. Per quello che riguarda il riscaldamento, vediamo che cosa succederà. 19 gradi possono essere tanti o pochi, ma sono in tanti in un'aula, quindi c'è anche un calore prodotto dal fatto che sono molto vicini. Effetto stalla. Effetto stalla, chiamiamolo così. Quindi più che del freddo e del caldo preoccupiamoci del fatto che i bambini siano puliti, i ragazzini siano puliti. Insomma, già in passato, anche quando io ero ragazzo, nelle scuole il riscaldamento poteva non essere sempre funzionante. Quindi vediamo un po' cosa succederà, le cose vanno affrontate un po' alla volta. Ma credo che comunque il gruppo non avrà problemi, l'importante è comunque magari equipaggiare i ragazzi magari con una felpa, con un qualcosina in più, insomma, in modo che possano un po' gestirsi anche in autonomia poi là. Sì, magari le temperature che cambiano, insomma. Semplicemente vestirli a strati è l'unica, se hanno freddo li mette una maglia in più. Perché tanto l'anno scorso erano con le finestre aperte e gradi caldo dentro, per cui... Quindi cambierà ben poco. Sì, per cui l'ha visto come ogni anno, a strati. Immagino che quando lei appunto prima diceva attenzione 19 gradi sarà la temperatura che ci sarà a scuola, significa mandare un messaggio alle famiglie, mandare un messaggio ai ragazzi, insomma attrezziamoci di conseguenza, portiamoci una felpa in più, un maglione in più se serve, ma ecco la situazione sarà questa. Certo, sarà questa. Il messaggio è importante che arrivi alle famiglie, perché i ragazzi, come dicevamo prima, ragazzi e ragazze non hanno difficoltà ad adattarsi a questa nuova realtà e sapranno farvi fronte. Temo che in alcune situazioni possano essere proprio le famiglie a lamentarsi. È bene saperlo che questa è una misura che è importante adottare anche nelle nostre case, perché anche nelle nostre case dobbiamo pagare le bollette che sono piuttosto alte. E infatti c'è da pensare proprio questo, cioè viene da dire che la temperatura che troveranno a casa molto probabilmente non sarà diversa da quella che terremo nelle nostre case, insomma anche noi chiamati a fare qualcosa di concreto per far fronte a una situazione che pesa moltissimo sui bilanci delle famiglie, insomma non è che ci saranno 25 gradi a casa e poi a scuola insomma solo 19, ne avete già parlato con i ragazzi a scuola, insomma questo comunque è il tema del momento in qualche maniera, no? Allora io ne ho fatto oggetto nel saluto che ho rivolto a tutti i ragazzi e ragazze all'inizio delle lezioni e nei prossimi giorni ho già annunciato che convocherò i rappresentanti di classe e i rappresentanti di istituto proprio per ricevere da loro anche delle indicazioni, perché ritengo che questa sia un'altra delle strade che vanno percorse, proprio perché i ragazzi hanno immaginazione, hanno voglia di pensare a delle soluzioni, sono sensibili sul tema ambientale, devono essere coinvolti in primis sulle soluzioni da adottare, quindi intendo convocarli proprio per ascoltare da loro quali sono le loro idee e le loro proposte. E questo insomma per renderli protagonisti anche in questo momento così importante, peraltro è già ripartita la mobilitazione del Fridays for Future, no? In questo momento, in questo contesto con mobilitazioni anche in Friuli.
Si diceva del caro energia e anche della situazione in cui si trovano appunto le famiglie i cui bilanci devono tener conto di rincari su ogni fronte, dai trasporti all'energia e anche alla scuola. Proprio lunedì abbiamo sentito l'allarme che è stato lanciato dalla Caritas di Udine. Ai centri ascolto della Caritas in questi giorni è una vera e propria emergenza. Le richieste d'aiuto per sostenere le spese scolastiche dei figli superano quelle per il rincaro delle bollette. Le famiglie non riescono a comprare libri, quaderni, zaini. Fino ad oggi a Udine la Caritas ha speso 11.000 euro per materiale scolastico. Quello che è interessante di tutto questo è che sono comunque degli aiuti integrativi rispetto alla scarsità che hanno le famiglie di provvedere a tutte le necessità. Quindi prima erano le utenze, la crescita di tutto quanto riguardava la luce, l'acqua, il gas, il riscaldamento, e adesso è questa la urgenza, diciamo, l'emergenza che fa vedere come le famiglie non sono in grado di sostenere tutto l'arco della vita dei propri figli e anche della gestione. Quindi sono tutti aiuti integrativi verso famiglie che non ce la fanno, nonostante lavorino molti, non ce la fanno con il proprio reddito a garantire ai propri figli una partecipazione più che decorosa a quella che è la normale esigenza di tutti i bambini, che è quello di partecipare alla scuola. Certo è che questa è una situazione che fa riflettere. Assolutamente. Noi per quanto riguarda l'istituto che dirigo ne faremo anche oggetto di riflessione in una delle prossime riunioni del Consiglio d'Istituto. Questo perché ci sono tutta una serie di costi che le famiglie sono chiamate ad affrontare, che riguardano sicuramente i libri, che riguardano i contributi volontari che in particolare le scuole di secondo grado chiedono ai genitori, che riguardano le visite e i viaggi di istruzione che abbiamo ripreso nella primavera scorsa e che i ragazzi attendono come un momento importante della loro formazione, perché ricordiamoci che non sono gite di piacere, ma sono visite e viaggi di istruzione. E alcuni in particolare hanno dei costi che in questo momento dobbiamo valutare, perché l'aumento del costo dei carburanti e delle strutture alberghiere inciderà anche su questo versante, per cui ci stiamo informando sulla percentuale di aumento di queste spese, proprio per mettere le famiglie nelle condizioni di poter far partecipare i loro ragazzi serenamente, pur rimanendo insomma il limite sul quale certamente non vorremmo derogare, di una partecipazione significativa dei ragazzi, perché essendo appunto un'attività didattica deve essere partecipata da tutti i ragazzi della classe. Cioè in qualche maniera state cercando già di fare i conti perché le famiglie, se possibile, riescano magari un po' alla volta a mettere da parte quello che servirà ai loro figli per partecipare a queste visite di istruzione. Sì, anche su questo tema ci stiamo attrezzando, prima appunto per comprendere la misura di questi aumenti e poi per trovare delle soluzioni che riescano a mettere insieme la necessità di sviluppare dei programmi didattici che siano significativi per la formazione dei nostri giovani e dall'altro di far fronte appunto alle spese che stanno aumentando. Ci troviamo con Fiammetta, è appena iniziata la scuola, lei ha tutto quello che serve per un alunno che inizia naturalmente l'anno scolastico, tranne i libri. Perché? Esatto, perché i libri praticamente non si riescono più a tenere per motivi economici, perché abbiamo avuto la concorrenza di Amazon, dei centri commerciali, e il comodato ovviamente, per cui siamo rimasti uccisi e parecchie librerie hanno chiuso. Lei però ha mantenuto la cartoleria, nel senso quaderni, penne, diari, tutto quello appunto che riguarda la scuola. Serve, tranne i diari, perché anche quelli sono soggetti a mode, per cui non è più vantaggioso, rischio di tenermeli qua e di doverli buttare via l'anno successivo. Ma l'aumento della carta, del prezzo della carta, ne ha risentito lei?
Certo, perché è diventata parecchio costosa, sia carta per fotocopie che carta per quanto riguarda album da disegno, i vari formati, e quindi è diventata parecchio costosa. Tutti un po' mi contestano, ma è una cosa per tutti. Io cerco di contenere un po' i prezzi, però non si possono regalare, questo è ovvio. Perché lei ha penne, ha insomma tutto il resto. Quaderni, matite, cose particolari anche per... siamo di fronte a una grossa scuola tecnica, per cui abbiamo anche cose tecniche che non si possono trovare in tutte le cartolerie o nei supermercati. Per cui parecchi vengono qua a cercare normografi, cercare calcolatrici, cercare cose, non so, portamine 03, cose un po' specifiche che non sono da tutti. Chi viene qui sente un aumento o lei ha cercato di mantenere i prezzi stabili rispetto allo scorso anno? Io cerco di mantenere i prezzi stabili e poi la gente trova talmente poche cartolerie in giro, anche di una certa qualifica, per cui sono contenti. Anche ieri sera una cliente mi ha detto no, io sono contenta di aver trovato quello che mi serve e se n'è andata via contenta anch'io di averla soddisfatta. Certo. Quindi un budget per chi va a scuola, una famiglia, quanto spende se viene qui? Lei ha una media? Non posso dire una media perché un po' si arrabattano appunto un po' da me, poi magari cercano di andare anche nei centri commerciali pensando di spendere meno, che non è così perché io ho controllato i prezzi, sono anche più cari di me alle volte. Quindi dopo sono delle scelte che si fanno, è comodo, vai al supermercato, trovi il quaderno, lo paghi il doppio, prendi anche il sugo, la pasta, il pane, tutto lì. Cancelleria, grossi acquisti non se ne fanno alle elementari, ma nell'acquisto di penne, temperini o altro avete trovato dei rincari in cartoleria o nei negozi? Sinceramente non ho fatto tanto caso, però diciamo che abbiamo avuto una spesa iniziale che bene o male sì, non è grossa come immagino sia nella scuola media o le superiori. I libri vengono tutti, diciamo, finanziati. Sulla cancelleria acquistiamo poche cose, sono una decina di quadernoni all'anno e qualche matita, quindi cosa potrebbe essere non più di 20 euro, ecco, a bambino per l'anno scolastico, che poi siano 18, 19 dipende dall'offertona del negozio, ma più o meno quello. Sui costi del materiale c'è stato un aumento piuttosto significativo ed è sicuramente una spesa che incide molto sulle famiglie. Il problema principale non è tanto la cancelleria quanto il costo dei libri in continuo aumento, è il fatto che siamo nel 2022 e per quanto un libro possa avere una grande validità, ci sono supporti tecnologici che potrebbero essere utilizzati a costi e pesi decisamente più contenuti. Non ho trovato nessun tipo di variazione, insomma. Quindi costi affrontabili per una famiglia normale, immagino. Diciamo di sì. No, qualcosina in più, ma nulla di che perché essendo in seconda ha recuperato quello dell'anno scorso. Come avete trovato i ragazzi e anche le loro famiglie? Sono più di 2 anni di pandemia, sappiamo quante sono le difficoltà e sappiamo quanto questa emergenza ha pesato sui giovani, sulle loro famiglie, sulle relazioni. Insomma, ci siamo trovati tutti ad affrontare dei problemi nuovi, abbiamo detto grande spirito d'adattamento dei più piccoli, però insomma immagino che comunque in qualche misura ne abbiano risentito. Certo, questa è una cosa che chiunque abbia a che fare con i giovani nota. Ci sono delle fragilità in aumento, ci sono dei segnali preoccupanti, penso alla questione dei disturbi alimentari per quanto riguarda gli adolescenti che sono assolutamente in aumento. In tutte le scuole ormai si è diffuso il sistema dello sportello d'ascolto che è un supporto che viene dato ai giovani e alle loro famiglie per affrontare queste difficoltà. Naturalmente tutto questo si traduce anche in difficoltà scolastiche, in difficoltà legate all'apprendimento, ma che non nascono originariamente come tali, ma nascono proprio da fragilità emotive che sono nate anche in conseguenza della pandemia, perché non possiamo nasconderci che l'isolamento per insomma, un anno e mezzo, la didattica a distanza hanno creato dei disturbi che di cui in questo momento tutti dobbiamo farci carico.
Ci sono diverse classi che si sono trovate nelle condizioni di affrontare proprio questo tema dei disturbi alimentari, un problema purtroppo sempre più diffuso. Le risulta che si abbassi un po' la fascia d'età, che già dalle scuole medie questo diventi un problema? Allora, io fino a qualche giorno fa ero dirigente di un istituto comprensivo, quindi ho contezza del fatto che alcuni fenomeni che un tempo esordivano in età adolescenziale, adesso esordiscono in età preadolescenziale, quindi sì, problemi alimentari, fobie scolastiche, purtroppo in alcune zone anche accesso a sostanze stupefacenti e cose di questo tipo avvengono anche tra i ragazzi delle scuole del primo ciclo. Su questo abbiamo avuto anche un incontro in prefettura qualche giorno fa, nel quale questi dati in qualche modo sono stati confermati, e quindi l'attenzione deve rivolgersi anche ai ragazzi di quell'età. Però dico ancora di più, io credo che vada fatta un'azione formativa precoce, perché comunque i genitori devono essere consapevoli che alcune problematiche sono l'esito di percorsi molto lunghi, per cui è bene che già dalle scuole dell'infanzia si faccia attenzione ad alcune problematiche. E questo insomma, è fondamentale, il coinvolgimento delle famiglie e poi insomma, anche il mondo della scuola, no? Che fa la propria parte, un percorso formativo, educativo a tutto tondo, insomma, che se ne parli anche in classe di questi temi, credo sia importante. Beh, uno strumento che noi abbiamo è quello dell'educazione civica. Nell'ambito dell'educazione civica tutte queste tematiche rientrano a pieno titolo, quindi l'utilizzo del digitale, la promozione del benessere e della salute, la prevenzione di comportamenti disfunzionali. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che il benessere in età adulta e anziana ha le sue premesse nell'età giovanile e in comportamenti corretti nell'età giovanile. Quindi questi sono gli strumenti che noi abbiamo e che comunque stiamo promuovendo nelle nostre scuole. Si diceva problemi nuovi, problemi vecchi, il tema del personale. Sicuramente l'amministrazione regionale, oltre agli interventi strutturati che fa ogni anno, sta concludendo il protocollo aggiuntivo per le risorse di 3 milioni di euro che garantiranno il personale di ogni livello, dal personale ATA al personale ai docenti, al personale di sostegno, ai DSGA, ai DS, tutto ciò di cui le scuole hanno bisogno. Lo facciamo ovviamente con un occhio d'attenzione per le aree nelle quali i problemi demografici sono più pesanti o per le aree nelle quali le distanze geografiche costringono a creare le pluriclassi. Sono 136.251 gli studenti in aula, 2.481 in meno rispetto allo scorso anno, una riduzione che pesa sul numero delle classi, 54 in meno su settembre 2021. L'ufficio scolastico regionale ha assunto a tempo indeterminato 1.806 insegnanti e assegnato 2.825 posti a tempo determinato con contratti in scadenza al 30 giugno e al 31 agosto 2023. Di questi 1.084 sono docenti di sostegno. A ripartenza dell'anno scolastico, ripartenza in classe, ci sono stati dei problemi, maestre tutte presenti o ci sono ancora delle difficoltà? Ma io ho bimbi piccoli, fanno le primarie, una ancora all'asilo, e c'è stato un buco per una maestra di matematica, ma credo che sia già stato, come dire, risolto il problema. Per il resto tutto regolare. Aveva già anche gli insegnanti nuovi, regolare. Secondo me è una delle preoccupazioni più grandi che non ci sia il personale per i figli, ecco, sì. Siamo stati fortunati, maestre tutte presenti, quindi fortunati anche se c'è stato un cambio all'ultimo, però è andata bene, dai, siamo fortunati su questo. Una garanzia proprio anche di copertura delle ore di lezione e comunque una buona organizzazione. Un ragazzo frequenta la seconda media e l'altro la quinta elementare, il ragazzo delle medie ha ricominciato l'anno con nuovi insegnanti, ma il rapporto è buono, quindi insomma siamo contenti sia io che mia moglie, e l'altro bambino è alle elementari, c'è stato qualche piccolo trambusto lo scorso anno per via del Covid, ma quest'anno è sempre tutto ricominciato bene. Com'è la situazione nel nostro territorio?
Allora, anzitutto devo dar atto agli uffici scolastici di aver lavorato alacremente in questi mesi per garantire la presenza dei docenti e del personale all'inizio della scuola. Chiaramente non abbiamo ancora la completezza dell'organico, ma insomma le situazioni si stanno sistemando. Per quanto riguarda i docenti, io auspico veramente che entro la fine del mese di settembre tutti i docenti siano in cattedra. Altra cosa è per quanto riguarda il personale ATA, cioè il personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico, dove ci sono delle fortissime criticità. Su questa questione mi sento di dire che qui non è soltanto questione di numeri, è questione anche di qualità del servizio che viene offerto. Faccio un esempio: chi lavora in segreteria si occupa di questioni molto importanti, personale, contabilità, acquisti. Sono professionalità che si creano nel tempo, sulle quali non ci si improvvisa, e quindi è importante che si pensi a delle forme di reclutamento nuove. Qui parlo come presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Presidi. Noi su questo da tempo proponiamo che alle scuole venga attribuito potere assunzionale. Però preciso una cosa, perché su questo ci sono molte polemiche: non al dirigente scolastico, alle scuole e ai comitati di valutazione delle scuole. Questo è un altro aspetto importante. Senta, si parla sempre più di comunità educante, quindi di una rete, un ruolo importante della scuola, degli insegnanti, naturalmente anche delle famiglie, anche delle associazioni del territorio che si mettono a disposizione. Allora, proprio con questo spirito e in quest'ottica le chiedo siamo insomma all'inizio di questo anno scolastico, di dare un messaggio sia alle famiglie che ai ragazzi, insomma, su come predisporsi ad affrontare quest'anno scolastico, ma più in generale l'esperienza della scuola, che, come diceva lei, è importantissima, perché questa poi è la palestra, insomma, della vita adulta. Allora, io riprendo un'idea che ho dato ai ragazzi del primo saluto che ho fatto loro da quando ho assunto l'incarico di dirigente del Liceo Copernico. È una cosa apparentemente banale e molto semplice. Ho chiesto a loro di sorridere ogni mattina quando arrivano a scuola. Può sembrare un suggerimento banale, però il sorridere mette in atto anche proprio nei nostri circuiti neuronali una disposizione positiva nei confronti dell'altro e nei confronti delle situazioni che ci capiteranno durante il giorno. E alle famiglie dico, iniziate anche voi con un sorriso al mattino. I ragazzi partono da casa con un sorriso e accoglieteli con un sorriso. Allora, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Insomma, sono tanti i temi, sono tante le sfide che si trova ad affrontare il mondo della scuola, ma ripetiamo, tutti noi che siamo coinvolti in questo percorso educativo. Naturalmente buon lavoro, alla prossima. Grazie. Grazie. E allora, raccogliendo la sollecitazione che è arrivata da Paolo De Nardo sul tema di disturbi alimentari in età non solo adolescenziale, ma purtroppo già preadolescenziale, siamo venuti nella sede di ASPIC di Udine, Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità, e cerchiamo di capire con Anna Degano come stanno le cose. Da professionisti che operano quotidianamente sul territorio, avete riscontro della diffusione di questo fenomeno di disturbi alimentari anche tra i ragazzini relativamente piccoli? Purtroppo, Alessandra, devo dirti di sì. Noi dobbiamo immaginare di essere all'interno della pandemia. È la pandemia nella pandemia. È veramente un fenomeno diffusissimo che colpisce giustamente, come dici tu, le fasce più basse, quindi preadolescenti anche prima, e il nostro riscontro ce l'abbiamo nel quotidiano, operando appunto da psicologi, psicoterapeuti di trincea nelle scuole e anche con i genitori. Avvalora questo nostro lavoro di osservazione quanto espresso dalla Società Italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare, e rileva proprio nell'analisi del comportamento di questi genitori e dei ragazzi in questi ultimi 19 mesi di post-pandemia, rileva un aumento del 50% delle richieste di prima visita.
e il 30% delle patologie legate proprio ai disturbi alimentari. Inoltre, l'altro punto importantissimo che ha a che vedere con quanto proprio dicevi tu e la preoccupazione generale, che si è abbassata l'età di accesso ai servizi, quindi siamo arrivati ai 12 anni e oltre. E allora, come possiamo spiegarci questo fenomeno, il fatto che sia così diffuso e appunto colpisca anche ragazzini così piccoli? Perché il disagio è assolutamente generalizzato, l'ansia degli adulti, dei genitori, della società stessa ha colpito duramente anche i ragazzi, i quali si sono rifugiati purtroppo in quello che è il canale mediatico per eccellenza, che è internet, che sono i social, dove lì trovano delle comunità che propongono comunque compagnia, false consolazioni attraverso modalità disfunzionali, che sono appunto anche queste sfide di cui si parla moltissimo, che però creano aggregazione, creano appartenenza, creano in quel momento compagnia, ma sicuramente non vanno a, come dire, a sostenere realmente il ragazzo, il disagio del ragazzo che prova in questo periodo. Il ragazzo, oltre ad essere licitato dal fatto che la pandemia, ripeto, è una situazione generale di tutti, nasconde anche dei disagi altri rispetto ai genitori che magari non sono in accordo, a difficoltà altre legate proprio al loro stato d'animo, legate alla difficoltà di non socializzare. Sono ragazzi spesso isolati che in quel momento sono privati dell'elemento più importante, consolatorio di crescita e anche di piacere, che è quello della compagnia, per cui vanno a rifugiarsi purtroppo attraverso questi canali, insomma. Ecco, queste sfide terribili vedono ragazzini anche in giovanissima età sfidarsi a chi riesce a mangiare di meno, a chi riesce ad arrivare a fine giornata avendo mangiato di meno, è una cosa terribile, terrificante, della quale però è bene avere coscienza e consapevolezza. Sì, perché mangiare di meno ha a che vedere con la sfida, ha a che vedere con la propria identità, ha a che vedere anche con il valore di sé. E loro confondono il valore di sé in profondo, che è quello della personalità, dei tratti, dell'umanità di noi, con la capacità di reggere a quello che io definisco proprio il controllo della situazione. Quindi non mangiare è un modo per controllare la propria ansia, ma anche per farsi vedere capaci, belli e più bravi degli altri. Parliamo adesso alle famiglie, ai genitori, ci sono dei segnali che si possono cogliere per tempo, prima ovviamente che la situazione diventi particolarmente grave, a cosa prestare attenzione, quando intervenire? Allora, ci sono dei segnali molto chiari e specifici per quanto riguarda il disagio alimentare. Allora, sicuramente il calo del peso, sicuramente il peso che varia, ad esempio, la selezione che fanno questi ragazzi, molto attenta e accurata del cibo e della quantità, quindi qualità e qualità di cibo che scelgono. Iniziano a spostare nel piatto, a dividere le cose nel piatto, è così? Bravissima Alessandra, iniziano addirittura a cucinare loro, cioè ad arrangiarsi un po', a volersi occupare solo loro di quell'aspetto, il mangiare in modo nervoso. Nel caso delle ragazze il tema della menorrea o comunque dello squilibrio ormonale, il rifiuto della propria identità e l'isolamento. Anche il tema del non avere proprio il controllo del cibo, non avere amore e piacere dello stare insieme nel mangiare, spesso mangiano anche da soli. È un problema che riguarda solo le ragazze e le ragazzine o anche i maschi? No, riguarda entrambi, riguarda anche i ragazzi, assolutamente. Dirò che il caso dei ragazzi è assolutamente in aumento.
E questo fa maggiormente preoccupare, insomma, sono entrambe i generi, ecco, che soffrono di questo. Questo ci fa proprio pensare alla correlazione con la pandemia, la correlazione con un disagio che è un disagio sociale, una società in trasformazione che sta perdendo i punti di riferimento, che sta aumentando il nervosismo, la tensione nei ragazzi e non rassicura questo. Allora, abbiamo detto quali sono i segnali ai quali prestare attenzione. Dovessimo cogliere qualcuno di questi segnali, che fare? A chi rivolgersi? A chi chiedere aiuto? Parlarne prima con i ragazzi stessi o magari prima con qualcun altro? Beh, sicuramente l'osservatorio principale è la relazione, quindi il genitore si accorge se c'è qualcosa che non va, nel come il ragazzo sta in relazione, se il ragazzo sta in relazione, quindi prestare attenzione a come il ragazzo sta in quel luogo di confronto e di scambio in casa, con i fratelli, con i genitori stessi, se si isola, se non si isola, e questa l'osservazione sicuramente della relazione. 2, confrontarsi immediatamente con gli altri educatori che sono vicini al bambino, a questo punto, al bambino e al ragazzino, perché si parla, Alessandra, di preadolescenti, non solo di adolescenti. Questa è la fascia che preoccupa, quindi agli altri educatori che sono vicini ai genitori, che collaborano con i genitori, gli altri genitori che sono genitori degli amici, e sicuramente parlarne con il medico di base. E anche, quando è possibile, prendere contatto con le associazioni del territorio che si occupano di questo. Noi ad esempio qui in Aspic, Osservatorio Naturale, dicevo, e Spontaneo di Trincea, abbiamo una collaborazione da diverso tempo con l'associazione La Fenice, che dà proprio supporto ai genitori, paradossalmente in primis, e anche alle persone che hanno questi disturbi, perché quando questo sintomo emerge, parla sicuramente non solo del disagio della persona, ma anche del disagio relazionale e di quel sistema. E questo è sicuramente molto importante. Insomma, c'è la possibilità di cogliere i segnali, la possibilità di chiedere aiuto, di trovare, ecco, una rete, il termine che usiamo più spesso nell'ambito della formazione e dell'educazione, di supporto. Allora, tutto era cominciato in questa puntata di Elettroshock dal tema del ritorno sui banchi, del ritorno a scuola, un ritorno all'insegna della normalità finalmente, dovendo, diciamo, approcciarsi a situazioni note, conosciute e purtroppo anche a problemi nuovi. Un altro dei temi è l'importanza anche degli sportelli d'ascolto, no? All'interno delle scuole, che hanno anche questi risentito della pandemia, ma insomma, ecco, forse mai come adesso è importante ristabilire questo tipo di servizio per gli studenti, per gli insegnanti, naturalmente per le famiglie. Sì, assolutamente va riattivato al più presto, sostenere il volontariato, attivare un ascolto spontaneo, ripeto, anche pensando ai comitati genitori che possono attivare spontaneamente sul territorio questo tipo di ascolto, e dare anche la possibilità a tutti, come lo fa la nostra regione attraverso il bonus, c'è la possibilità attraverso il bonus psicologi di poter avere questo servizio e questo ascolto anche gratuitamente. Ecco, una cosa importante a chi ci sta ascoltando, che magari non problemi di disturbi alimentari ma qualche difficoltà ce l'ha, ecco, non vergognarsi, non chiudersi, ma cercare aiuto, perché poi nella maggior parte dei casi prima si trova la forza, il coraggio di chiedere aiuto, prima si riesce ad affrontare, insomma, e quindi risolvere i problemi. Sì, dici una cosa importantissima. La richiesta di aiuto ha a che vedere con la ripresa in mano della cura di sé, dell'amore di sé, del valore di sé, e soprattutto chiedere aiuto è un atto di grande potere, la ripresa del potere della gestione della nostra esistenza. Quindi la vergogna assolutamente no, superare la vergogna, perché innanzitutto questo è un argomento diffuso, non è di pochissimi, e il parlarne significa in qualche modo aiutare sé, ma anche aiutare alla creazione, allo sviluppo di una cultura nuova, anche per altri amici. E gli amici aiutano moltissimo, quindi partire dagli amici, da chi ci sta vicino, per creare, oltre ad aiutare sé, ma anche per creare, contribuire come giovani a una cultura nuova.
Grazie allora ad Anna Degano, e con questo messaggio bello, importante, chiudiamo questa puntata di Elettroshock. Grazie a tutti e alla prossima.